San Bonifacio nacque in Inghilterra intorno all'anno 680. Fin da piccolo, cresciuto nell'amore per la religione cristiana, mostrò un profondo affetto per Dio, parlandone sempre con grande passione. Una sera, due missionari in viaggio chiesero ospitalità alla sua famiglia. Durante il loro soggiorno parlarono di Dio e il giovane Bonifacio, incuriosito, colse l'opportunità per chiedere loro come fare per raggiungere la salvezza. I missionari condivisero con lui i loro insegnamenti e Dio, vedendo la purezza del cuore del ragazzo, lo chiamò al suo servizio con una voce che Bonifacio sentì chiaro nel suo cuore. Da quel momento il desiderio di diventare sacerdote non lo abbandonò più. Tuttavia, suo padre, riponendo grandi speranze in lui, si oppose fortemente a questa scelta. Solo dopo una grave malattia comprese che era suo dovere lasciare libero il figlio di seguire la sua vocazione. Bonifacio, quindi, dedicò tutto se stesso a rispondere a quella chiamata divina e entrò nel monastero di Exeter per ricevere la sua formazione iniziale. Col tempo, a una vita di grande santità, Bonifacio unì un profondo amore per lo studio, soprattutto delle Sacre Scritture, che divennero la fonte principale della sua predicazione. Nel 710, dopo aver completato i suoi studi, fu ordinato sacerdote. Le sue eccezionali qualità di santità e conoscenza emersero pienamente quando fu inviato dall'arcivescovo di Canterbury per risolvere una questione delicata. Temendo lodi e possibili promozioni, lasciò l'Inghilterra per la Francia, ma dovette presto fare ritorno. Alla morte dell'abate del suo monastero, la comunità lo scelse come suo successore, ma Bonifacio, umilmente, rifiutò e preferì dedicarsi alla predicazione tra i non credenti. Arrivato a Roma, Gregorio II ammirò il suo zelo e la sua virtù e gli affidò la missione di evangelizzare la Germania. In Turingia iniziò il suo apostolato, ma alla morte del re Rodbodoro di Frisia, il paese divenne inaccessibile ai missionari. Così si unì a San Villebrordo, vescovo di Utrecht, e insieme proseguirono il sacro ministero. San Villebrordo, riconoscendo la santità e lo zelo di Bonifacio, lo volle come suo successore. Tuttavia, desiderando rimanere un semplice missionario, Bonifacio lasciò Utrecht per l'ansia. In segno di riconoscimento per il grande bene compiuto, Gregorio II lo consacrò vescovo della Germania. Nonostante le nuove dignità e gli onori, Bonifacio non smise di dedicarsi a una vita di apostolato e di lotte interiori. Nel 738 visitò nuovamente il Papa a Roma e nel 753 divenne vescovo di Magonza. Il suo viaggio terreno stava per concludersi. Per prepararsi al grande passaggio, rinunciò al vescovado per dedicarsi completamente alla predicazione. Il 5 giugno del 755, mentre era in compagnia di molti altri sacerdoti, fu sorpreso da una banda di idolatri furiosi. Offrì il suo sangue in nome di Gesù Cristo, esortando gli altri sacerdoti a prepararsi al martirio con coraggio.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.